inizio settimana, Don Domenico, buongiorno. Buongiorno. Per la ricetta di oggi abbiamo pensato, visto che inizia il mese di dicembre, ci avviciniamo al Natale, di regalarvi una ricetta un po' più dolce e ce la viene a cucinare insieme a noi una signora che, pensate, arriva da un posto lontano ma bellissimo. Lei è Mariangela Becciu e arriva da Pattada, in provincia di Sassari, dalla Sardegna. Signora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ben arrivata, signora, Grazie. ben arrivata. Buongiorno. Buongiorno. Allora, signora, la signora Mariangela, vero? Sì, sì. Vedo che Ho anche un portato pacchetto. un regalino. Signora, che bello, lo sa che questa volta ci fa ancora più piacere, vero Don Domenico? Certo. Perché siamo nel mese di dicembre, e ci fa tempo di pensare regali proprio. ci fa pensare ai regali natalizi. Lo volete aprire voi? Vediamo, vediamo. Infatti guardate che bello, c'è già la busta tutta decorata col Natale, le stelline. Cominciamo a pensare alle luci. Che bello. Guarda, Però dobbiamo togliere. guarda No, che bello. siccome non avevo... Sì? Allora l'ho messo qua Sì? e... Beh, signora, ha visto quanto è bello il nostro frigorifero arancione Sì, l'ho pieno visto, dei sì. magnetini di tutte voi Sì, ospiti? Perché anche la signora Mariangela è una nostra telespettatrice, quindi Sì. vede sempre quel che passa al convento, Sì, signora. sì. Allora, Sì, signora, che cosa cucineremo oggi? facciamo le seadas, Ah, che è un quindi, piatto tipico della Sardegna. bene, le seadas, Don Domenico, le conoscete? No, questo, almeno come nome no. Beh, secondo me l'avete mangiata qualche volta, perché credo che uno dei prodotti più buoni della cucina sarda, è un dolce squisito, e adesso la signora Mariangela ci dirà come si fa. Quindi mi raccomando, prendete carta e penna, segnate tutto, perché un'occasione così non vi ricapita tanto facilmente. Quindi le seadas fatte da una vera sarda doc. Quali ingredienti useremo, signora? Allora, il formaggio fresco, non deve essere salato, fatto acidificare per 2 o 3 giorni. Bene, adesso quindi spiegheremo bene che tipo di formaggio bisogna usare, quindi diciamo bene tutti gli ingredienti che devono preparare i nostri amici a casa. Allora, per il ripieno il formaggio, Bene. con una grattatina di limone, un Sì. pizzico di sale, e si mescola bene. Sì, benissimo, questo è il ripieno. Invece Il per ripieno. fare la pasta. Per fare la pasta, mezzo chilo di farina, Sì, 100 grammi di strutto, Sì. che va messo a adesso lo sciogliere, sciogliamo. e Poi un po' d'acqua quanto basta, e il limone. E poi un pizzico No, di il sale. limone no, per la pasta. Bene, allora quindi per la pasta delle seadas preparatevi 500 grammi di farina, 100 grammi di strutto, un po' di acqua e un pizzico di sale. Quindi veramente gli ingredienti sono semplicissimi, state ben attenti perché adesso vediamo come si fa. Quindi signora, prepariamo subito la farina? Cominciamo Sì, a impastare o sciogliamo bisogna lo strutto? sciogliere questo. Allora, quindi Don Domenico, io qui vedo lo strutto, che è un ingrediente che non si usa. Lo sciolgo nell'acqua, signora? No, A no, bagnomaria? a bagnomaria. Deve essere messo Venga, a venga. bagnomaria. Proprio dentro. Anche se lo l'ho appoggiamo. messo dentro. Ecco, lo facciamo Con un sciogliere. cucchiaio. Lo strutto è un ingrediente che voi utilizzate, Don Domenico? Una Venga, volta. signora, venga più avanti, così ci fa vedere bene come si fa. Una volta lo utilizzavamo tanto. Sì. Nei primi anni, quando io sono arrivato a Casamari, perché avevamo anche molti maiali, ed era anche, diciamo, un modo per, ecco, risparmiare, ecco, tanto olio, no? E quindi, ecco, lo strutto sì, è molto buono perché serve anche per dare, ecco, dei sapori caratteristici, ecco, però sono grassi, quindi Sì. dopo alcuni anni abbiamo diminuito i maiali e abbiamo capito che lo strutto era meglio usarne poco, no? Soltanto, ecco, per insaporire, ecco, certi cibi. Per cui adesso che ne abbiamo pochissimi maiali, il tanto quanto basta per il nostro fabbisogno non lo usiamo più. Ma prima lo strutto veniva usato un po' in tutte le famiglie, no? Durante il tempo della guerra, Sì. ecco, l'olio era costoso, ecco, magari non c'erano queste grandi coltivazioni, ecco, di oggi,
quindi se ne faceva molto uso. Fanno parte di questi grassi saturi, grassi animali, però ecco, un pochettino non dispiacciono, Ogni tanto. perché il nostro organismo ha bisogno anche di grassi, no? Certo. Però ecco, l'eccessivo uso bisogna cercare di evitare. Dobbiamo dire, Don Domenico, che ci sono alcune ricette dove è inevitabile, cioè lo strutto è Sì. veramente inevitabile, come per esempio queste seadas della signora, oppure non lo so, il casatiello napoletano. Voi volete fare un casatiello senza lo strutto? E che viene, Don Domenico? Voglio dire, anche le signore a casa gli vengono i capelli dritti se non usano lo strutto, le signore napoletane che fanno il casatiello, o le signore sarde che fanno le seadas, è vero? Sì, sì, Cioè, altrimenti cosa si potrebbe usare? Il burro? Non sarebbe la stessa cosa. non sarebbe la stessa cosa. Quindi un pochino Sì, si ecco, può. magari non usarlo ecco, in tutti gli alimenti, no? Ma No. una volta anche quando si faceva il sugo, per gli spaghetti si usava lo strutto, no? Sì, sì, Sì. anche il Ecco, lardo. io perciò sto dicendo, Anche il lardo, cioè sì. anche il lardo, ecco, bisogna cercare di evitare quest'uso, Certo. ecco, Sì, proprio sì. Ecco, continuo, Ecco, no? può andare in bene tutti i così. cibi. Benissimo. Allora lo possiamo quindi togliere. Ecco, Don Domenico, lo volete prendere voi con le vostre mani? Sì, ce la faccio. Attenzione, Scotta molto? Perché Don Domenico, Ciao. lo sapete, ha le mani di ferro, signora, cioè non scotta nulla, riesce a prendere tutto, niente gli crea problemi. Anche io. Anche lei, quindi abbiamo trovato un'altra signora come Don Domenico. Perché fa l'ortolana pure lei. Sì, ha l'orto anche lei, signora? Ha un orto? No, no. Ah. Mio marito va a aiutare un Ah. amico all'orto. Ah, quindi insomma siete Sì. comunque appassionati di campagna. Sì, perché in Andiamo, Don Domenico? pensione allora Certo. lo fa così per hobby. Allora, Quindi lo lavoriamo stesso lo nella lavoriamo qui ciotola? e poi lo buttiamo nel... Benissimo, quindi prendiamo 500 grammi di farina e aggiungiamo lo strutto che abbiamo sciolto a bagnomaria, 100 grammi di strutto. Quindi adesso inizio a lavorarlo col cucchiaio e poi un po' di facciamo sale, un po' di sale. eccolo qua. Quindi una bella manciatina di sale e l'acqua si aggiunge un po' alla volta. Sì. Come si chiama suo marito, signora, che l'abbiamo nominato? Costantino. Il signor Costantino. E ha i suoi figli? I miei figli, il primo si chiama Antonio, la seconda Paola, la terza Stefania e il quarto Alessandro. Quindi ha 2 maschi e 2 femmine. Sì. Ma che bella famiglia, signora, 4 figli. Grazie. Don Domenico, Sì. ma salutiamo tutta la famiglia della signora Mariangela, il signor Costantino, i 4 figli. Ci stanno guardando, signora? Sicuramente, penso di sì, sicuramente. non lo so, penso di sì. Eh. Se non stanno al lavoro. Ma voglio dire, Don Domenico, adesso se ci stanno guardando e voi non li salutate personalmente, che cosa devono pensare? Sì, tanti saluti perché certamente avranno fatto una pausa, no? Anche per vedere la mamma, no? Certo. E quindi Ma poi soprattutto, Don Domenico, vogliamo salutare tutti i nostri amici sardi che ci guardano sempre, che guardano sempre TV 2000. Sono tantissime le persone che guardano TV 2000 dalla Sardegna, che chiamano sempre, sono tra l'altro dei telespettatori molto attivi, chiamano, partecipano alle nostre trasmissioni, sono molto molto carini, quindi li salutiamo tutti, tutta la Sardegna. mi raccomando, continuate a seguirci sempre più numerosi. Bene, allora intanto guardate la signora come fa, quindi l'ha lavorata un pochino col cucchiaio la pasta e adesso la amalgama quindi con le mani e aggiunge un pochino d'acqua ogni tanto. Che tipo di pasta deve essere, signora? Deve rimanere morbida? È un po' morbida. Sì. Bene. Signora, ma lei è sarda proprio? Sì, sì, è no. nata proprio in Sardegna? Sì, sono venuta a Roma a 22 anni. Ma Pattada è una cittadina, è un paese? È un paese, adesso 3.000 abitanti, prima eravamo di più.
Quindi dopo vedremo anche delle belle foto di Pattada grazie ai nostri ragazzi del web, così anche gli amici a casa potranno vedere che posto bello è. Ma è un paese vicino al mare? No, in montagna. È in montagna? È il paese più alto della provincia di Sassari. Ah, Sì. fa freddo lì allora, Circa signora? 900 metri. Fa freddo? Sì, d'inverno sì, ma d'estate si sta molto bene. Sì, che c'è un bel Sì. venticello. Don Domenico, voi siete mai stato in Sardegna? In Sardegna mai. Allora questa vi manca, Don Domenico. Tutte le signore a casa che guardano dalla Sardegna adesso sono sicura che cominceranno a telefonare per invitarvi a visitare la loro bella Sì, sì. isola. Allora, il Ma mio bisogna paese. dire che io sono anche un monaco, non è che posso uscire Ma ci tanto, saranno no? anche lì dei bei monasteri, dei santuari da visitare, Sì, vero ma se uno signora? dovesse andare in continuazione a visitare, uno starebbe pochissimo nel monastero. È vero, l'orto poi reclama. Allora, il paese è situato in un costone e la punta più alta c'è la chiesetta di San Gavino, che è il punto più alto Sì. del paese. Da lì si vede il lago che dista a 3 chilometri dal paese, da lì si vede il lago e tutte le montagne. Dall'altra parte le montagne e poi di fronte c'è la pineta. Ma che bello! Quindi avete montagna, lago, mare vicino, la pineta, insomma c'è tutto in questo posto. Sì, È sì, un paradiso. e c'è l'hotel proprio all'interno della pineta. Sì, Sì, quindi molto- anche per chi vuole venire a visitare il posto, insomma. Sì, sì. E la vostra casa, signora, dove si trova? In un posto alberato, proprio in campagna o in pieno No, paese? no, al paese. Mm. La nostra casa sta al centro storico. E voi vi conoscete tutti ormai? Quanti abitanti Sì. sono a Pattada? Circa 3.000 Eh, e abbiamo una frazione che si chiama Bantine. Bantine? Sì. E voi abitate nella frazione o No, no, nel proprio al paese, paese? nel paese, sì. Devono essere belli quei paesi sardi. Tra l'altro, signora, lì c'è molta pastorizia, vero? Molta, sì, prevalenza la pastorizia. Quindi l'attività più Infatti, importante è la pastorizia. questo piatto proviene proprio per il fatto che c'è molta pastorizia, allora Hanno pensato di sfruttare il latte delle pecore facendo un formaggio squisito e creando un piatto. Ma quanto tempo risale? Quanto tempo fa risale, signora, questo? io l'ho sempre conosciute da quando ero piccola. Mi sa, Don Domenico, che ha delle origini antichissime questo piatto. mi sa Ma di sì. possibile Sì. che voi non l'avete mai mangiato? Io non ci credo. Adesso che lo assaggeremo, Perché io non vi Vedremo. voglio svelare niente, perché io in Sardegna ci sono stata, le ho mangiate e le seadas sono squisite. Allora anche i nostri signori a casa sicuramente le conosceranno, perché sono un dolce ripieno di formaggio e miele, vero signora? Diciamo così? Sì, sì, sì. Senza svelare di più, perché dovete stare attenti alla ricetta per scoprire che meraviglie nasconde questo dolce. Ma è vero, signora, che una volta le seadas si usavano anche come piatto unico, quindi non Sì, come sì. dolce? Sì, anche sì. Perché è un piatto molto calorico, quindi un dolce calorico, visto che beh. contiene il formaggio, contiene il C'è miele. la pasta con lo strutto, Sì. il formaggio che è come se si mangiasse la Certo. carne. Don Domenico, voi state guardando bene, Sì, perché sì, stasera le dovete rifare ai vostri confratelli uguali. sto molto attento. Dovete fare seadas per cena. Sì, Saranno contentissimi. basta la seada, sono senza nient'altro. Senza nient'altro. Magari un po' di insalata, no? Perché, Ma Don Domenico, perché la seadas tutte- è l'insalata. No, alla fine, dicevo. No, no. alla fine, no? Ma questo è un dolce, insomma, non lo so, magari prima Sì, l'insalata. no, diceva però Mariangela che la potremmo utilizzare anche come piatto Sì, unico, no? sì, però col miele insomma è un po' dolce. Poi invece questo formaggio che adesso ci metteremo dentro, signora, che tipo di formaggio è?
Allora, il formaggio fresco, che non va messo sotto sale, ma va tenuto in un ambiente normale, perché deve acidificare, in modo che quando la seada si cuoce, Sì? il formaggio fila. Ah, Ecco, questo è il segreto. avete capito, Don Domenico? Sì. Ma conoscete allora questo tipo di formaggio? Cioè, il formaggio sì. È come il primo sale, però sì. non va messo nel Nel sale. E voi lo fate il formaggio così? Cioè, noi così non lo facciamo, perché soprattutto sul formaggio bisogna mettere un po' di sale per conservarlo, no? E altrimenti bisogna consumarlo subito. Però alle volte chi è malato, chi ha dei problemi, ecco, di pressione o di digestione, no? Perché questi formaggi si digeriscono anche più facilmente, no? Sì. Rispetto a questi, ecco, Adesso diciamo, questo va tenuto salati. un po'. Aspetti che stavo sentendo Don Domenico che cosa mi diceva di questo formaggio, quindi voi non lo utilizzate proprio questo Cioè, non utilizziamo questo formaggio qui, però mangiamo tante Si può volte fare apposta. formaggi freschi, no? Sì, Appena preparati senza metterci il sale. Perché chi ha problemi di salute, diciamo, questi formaggi freschi si Certo. digeriscono più facilmente. Certo. Ma Non voi lo danno- mangiate anche così, signora, questo tipo di formaggio, o lo utilizzate solo per le Lo seadas? utilizziamo per le seade, poi se uno lo vuole mangiare e gli piace, lo può anche mangiare a tavola. Ma anche voi lo producete? O lo comprate? No, noi lo compriamo. Però sono tante le persone in Sardegna che producono formaggio, Sì. Perché il formaggio sardo è uno dei Sì, più sì. buoni. C'è il pecorino sardo. Il pecorino no? sardo. Che diciamo dopo quello pugliese è uno No, dei Don migliori. Domenico, qui non potete dire niente perché il pecorino pugliese chi lo conosce? Allora, tutti conoscono il pecorino romano, no? Dicono che nelle ricette non abbiamo detto è indispensabile quello romano, perché non hanno mai assaggiato quello. Ma forse quello la ricotta no? pugliese, quella lì buona, un po' salata, ma il pecorino e c'è quello sardo. Cioè... Sì, ma quello sardo è buonissimo, io l'ho mangiato tante volte, degli amici che me l'hanno portato e io di fatti ho visto che è molto buono, perché il pecorino per essere buono dipende da quello che mangia la pecora, Certo. no? Ecco, quindi deve essere... Infatti, se mangia l'erba fresca è diverso. perciò dicevo che C'ha dipende un ecco, altro da questo. sapore. Quindi diciamolo Adesso che sì. prima viene quello sardo, perché è proprio famoso in tutto il mondo, poi viene quello pugliese, ce lo portate un po' a farlo assaggiare così vi diciamo quando pure scende noi. giù. Va bene. Allora, intanto la signora quindi ha finito di preparare la pasta e adesso l'abbiamo messa da parte perché deve riposare un poco, vero signora Mariangela? Quanto tempo deve riposare? No, non c'è problema. Quando abbiamo finito di preparare il formaggio, di condire il formaggio, si può procedere. Benissimo, allora quindi la pasta sta da una parte, adesso prendiamo gli ingredienti per il ripieno, quindi 500 grammi di formaggio fresco che abbiamo già grattugiato, no? Quindi Sì, fatto acidificare un si po'. fa acidificare. Ma se si volesse fare quindi a casa, signora, in città, si trova questo formaggio fresco? Sì, volendo sì. Bisogna chiedere proprio il formaggio per fare le seadas? Sì. Benissimo. Oppure se uno lo compra ecco, fresco, lo lascia 2 o 3 giorni e così si acidifica. E però deve essere senza sale, Don Domenico. Però li vendono i formaggi senza sale. Ah. Allora, quindi sul limone. formaggio aggiungiamo un pizzico di sale e poi la scorza del limone. Don Domenico, volete aiutare la signora? Stamattina non state proprio riposando. Cioè, Perché vedo che la signora è vero, signora? è molto brava. Avete fatto lavorare la signora Mariangela senza dire una parola. Io non lo so. Sì, però è bello che pure loro fanno, no? Così noi impariamo, perché c'è sempre da imparare nella cucina. Ha ragione perché comunque lui non ha mai visto fare le seadas, quindi bisogna imparare da una professionista. Allora, mentre Don Domenico quindi grattugia la scorza di limone per condire il formaggio, noi vogliamo chiedere ai nostri amici dello studio se le seadas sono uno dei loro piatti preferiti.
Allora, noi siamo tornati per farvi vedere quindi come sono le seadas sarde che ci sta preparando la signora Mariangela. Vero signora? Io vedo Sì. che lei già sta impastando, quindi la pasta che abbiamo tenuto da parte la taglia a piccoli pezzi e fa delle piccole pizzette. Sì. Ma ne facciamo fare una pure a Don Domenico, finisca questa così vede bene come si fa e poi ne facciamo fare una anche a lui, che dice? Sì, sì, Così sì, proprio non ha come no. scuse stasera e deve assolutamente preparare le seadas per i confratelli, anche per noi, Don Domenico. Allora io intanto aggiungo anche il limone al formaggio, il limone grattugiato, va bene così, no signora? Lo giro. Sì, 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 si mescola. Senta signora, nel frattempo che lei quindi prepara queste pizzette, perché non ci parla un po' del suo paese? Perché abbiamo sentito che sono arrivate delle richieste, in particolare dalla signora Maria di Ancona, che è molto, è una grande appassionata, è un amante della Sardegna e vuole sapere qualcosa di più sulle tradizioni del suo paese. Allora, nel mio paese c'è la produzione dei coltelli famosi, i pattada. Sì, i coltelli. Sì, sì, c'è il museo. Ma pensi? C'è I il coltelli museo sardi, Don Domenico. e raccoglie anche i coltelli di tutto il mondo, coltelli famosi. Pensi? Poi ci sono tante tradizioni, si fanno le feste nella piazza, si fa la sagra delle pellize. Delle pellizze? Sì, Che sono le è pellizze? una pasta che si lavora con la semola Sì. e deve essere ben lavorata. Allora mi serve un'altra sfoglietta. Ben lavorata? Ben lavorata, deve diventare elastica. Se è necessario ci va aggiunta dell'acqua. Fino a quando non diventa elastica. E poi come si mangia questa E poi pasta? si prendono dei pezzi di questa pasta e si buttano così nell'acqua bollente, specie di straccetti. Ah, buoni. E come si condiscono? Si condiscono col sugo Buone, normale. Sì, signora. sono buonissime. Fanno la sagra in piazza. Che periodo? Che periodo? Sì. Però io ho provato a Roma ma non vengono per l'acqua. Sì. Si arricciano. Ah, quindi ci vuole l'acqua proprio sarda? Sì, l'acqua del paese. Ma in che periodo si fanno, signora? Sempre. Ah, quindi la sagra, dico, quando c'è? In genere la stanno facendo d'estate perché la gente E c'è più ritorna al gente, certo, paese. certo. Signora, fermiamoci un attimo perché io voglio vedere Don Domenico che sta facendo. Guardate la seadas. Questa è la seadas di Don Domenico. Guardate, la signora l'ha fatta bella. Sì, perché io la stavo prima stendendo con le mani. Allora, facciamone anche intanto un'altra, signora. Posso? Sì. Ma questa lasciamogliela così, va? Perché mi sembra un po'... Infatti a me è più fina, vedi? Più Sì, fina, sì, però, dopo la facciamo guardate rotonda. questa seadas. Cioè, la vostra è proprio informe. Mo non voglio dire niente, ma le signore sarde... La mia è un'opera d'arte, vedi? Quando ero piccola È creativo. facevamo il pane, Eh, tutto a mano così. sì. Sì, e perciò mi ricordo le cose, me le ricordo. Le facevate sempre, quindi, tutti a casa con i suoi genitori, facevate il No, pane? i genitori non ci sono più, Ah. ci sono le sorelle, 4 sorelle e 2 fratelli. Ah, bene. Salutiamoli tutti quanti allora, Sì, la sì. famiglia della signora. Allora, Ah, ma quindi va messa sopra? certo, Ciao Don Domenico, quindi come un raviolo grande. avete capito? Quindi una sopra l'altra. Io credevo invece che si chiudesse così, signora, tipo cornetto. Ecco, guardate la maestria, Don Domenico, perché sennò stasera voi fate delle seadas che non si possono chiamare così, se vengono seadas non rotonde, signora, come le possiamo chiamare? Non lo so, l'unico modo è questo, l'unico modo nostro è questo, si leva l'aria. Ah, guardate che bello, quindi. Quindi si deve Ci vorrebbe spingere... una bella rotella. Ecco. Ah, vedete? Quindi viene proprio una specie di raviolo gigante. Sì.
Ecco. Ma che bellezza! Ma il miele poi si mette dopo quando è cotta, no? Quando è fritta, si aggiunge dopo. Don Domenico, facciamone adesso una tutti quanti, una la fa la signora, una la fate voi e una la faccio pure io. Vediamo, vediamo quale viene meglio. Signora, ma è vero che nella vostra zona, non so se nel suo paese, c'è anche un'arte ormai dimenticata che è quella della tessitura? La vero? tessitura, sì, fino a pochi anni fa. Adesso c'è rimasto qualcuno. Sì, col telaio si filava, vero? Sì, però ci sono i paesi vicini dove ci sono ancora le tessitrici, Sì. fanno dei bellissimi tappeti. Dei tappeti belli, Sì. anche gli scialli sono famosi, no? Gli scialli della Sardegna sono molto belli da vedere. Ci sono, signora, dei costumi tipici del vostro paese? Sì, li stanno rifacendo. Sì. Sì. Sì, adesso stanno rifacendo le feste antiche Sì? e anche i costumi. Li stanno proprio rifacendo, è bellissimo, sono bellissimi. Poi abbiamo la festa di Santa Sabina che è il 29 agosto. Ah, Si celebra la messa e poi si va tutti in processione. che bello. Ci sono 100 cavalli, anche Sì. di più, sì. Santa Sabina. Santa Sabina. Voi la conoscete, Don Domenico, questa santa? Sì, sentita nominare tante volte. Don C'è anche Domenico, a Roma sì. la chiesa di Santa Sabina. Sì, infatti, è un po' dappertutto. Allora, signora, io vedo anche questo miele squisito che mi piacerebbe, perché Don Domenico lì sta aspettando il mattarello, Sì. sta facendo finta di aspettare il mattarello e non lo vedo lavorare. Quindi a questo punto io vedo questo bel barattolino di miele del vostro monastero, che è miele Sì, di acacia, di acacia. vero? Ma raccontateci qualcosa di come fate il miele, perché questo viene prodotto... Dalle api. Beh sì, dico, però viene Quindi prodotto non è che anche lo nel facciamo vostro noi, monastero. È un prodotto naturale che si usa molto, no? Sì. Anche nel monastero. Noi a colazione l'abbiamo sempre il miele. E non soltanto il miele, ma anche lo zucchero, in modo che ognuno può scegliere come vuole. Ma durante l'inverno specialmente vedo che un po' tutti preferiscono più il miele che lo zucchero. Anche Anzi, nel mio paese Sì? si produce tanto miele. Sì, eh? Sì, sì, io me lo porto sempre. Quindi questo è un questo, miele, signora, quale vuole usare? questo è un miele di acacia, no? Il miele di acacia è proprio il quello. più adatto per le seade, Sì, anche perché, è più, perché è neutro. e Certo. poi è anche più bello da vedersi, no? È Sì, più ah, chiaro. Quello più chiaro. Anche se a me piace molto, ovviamente parlo sempre come dire, visto che vengo da Roccamonfina, il miele di castagno. Di castagno, sì. Che è anche molto bello, no? Perché Sì, quel soltanto colore che il miele di brunito. castagno è scuro, no? Ma è bello da È scuro, vedere. soltanto che fa bene. Fa Sì. bene soprattutto per chi ha problemi di ferro, no? Perché credo che tra tutti i mieli quello che contiene più ferro è proprio Il questo miele di castagno, sì. Castagno. Però per fare le seadas E non è, poi- non è e poi- indicato, vero signora? Poi a me piace tanto il miele di castagno, no? Perché a differenza di altri mieli c'ha un sapore, diciamo, un po' più amarognolo. no? Bravo, un po' più amarognolo, meno dolce. Ecco, quindi a chi piace più questi sapori, no? Quindi stiamo accontentando Virginia oggi. Bravo, Don Domenico, ogni siamo tanto mi andati fate contenta. dalla parte sua. Comunque, Allora. un po' tutti sono convinti che il migliore è quello di acacia, no? È più costoso perché è chiaro, no? Perché tante volte noi quando andiamo a comprare prendiamo questo che più ci dà l'occhio, ma quello nero, quello di castagno, io penso che fa molto più bene che non quello di acacia. Ed è meno costoso, no? Perché se ne produce, ecco, di più rispetto a quello di acacia. Ah, quindi è meno costoso quello di Sì, castagno? meno costoso perché l'acacia, sì, se ne trova tanto, però l'acacia è soggetta anche a tanti inconvenienti. Se per esempio, mentre l'acacia sta in fioritura, dovesse arrivare in maltempo, facilmente ecco, questi fiori
sfioriscono, certo. oppure per il troppo caldo, no? Perché già ci troviamo in primavera. Forse quello più facile da trovare è il millefiori. È il millefiori, perché sì. si possono utilizzare più tipi di fiori. Ecco qui, signora, che dice? Vogliamo intanto andare a friggere queste due Sì, belle sì. seadas che abbiamo Guarda, è preparato? pronto Diciamo l'olio. abbiamo. Allora, voglio prendere quindi, abbiamo scaldato l'olio. No, Don Domè, mi sa che friggiamo fermiamo? solo queste, sì. Queste qui ce le facciamo poi noi dopo e voi invece le fate stasera per i vostri Va confratelli. bene. Me lo faccio raccontare adesso che le avete fatte. È troppo il fuoco. Ecco, lo mettiamo qui che è un pochino più basso. Basso. Più basso. Sì. Deve essere quindi a fuoco proprio basso basso. Non basso basso, però. Ma quasi. Medio, a fuoco medio. Ecco. Si deve... Venga qui, signora. Si deve friggere una per volta? Sì. Ma quanto tempo ci vuole per friggerla, E quindi? adesso vediamo, quando è rosata la giriamo. Ci vuole un cucchiaio, lo vado a prendere. Sì. Ecco che l'ha preso E Don una Domenico. forchetta. Signora, ma le seadas voi in che periodo le fate? Cioè un dolce che fate in qualche particolare periodo dell'anno, per qualche ricorrenza? Adesso in tutti i periodi. Ah, Perché usiamo anche il formaggio di mucca, sì. che vengono più buoni, più Ah, fini. sì? Più di sì. quello di pecora? Sì. Meno saporite magari. È meglio quello di mucca o quello di pecora? No, sono buoni tutti e due. Però d'estate si trova di più quello di mucca, visto che le pecore d'estate non producono il latte. E allora se uno le vuole fare d'estate usa quello di mucca. Certo. Ecco, che dite? Quasi però facciamo con questo così non facciamo la padella, no? Con questo. Lei di solito li fa col cucchiaio normale? Sì, sì. Che profumino! Ma voi le fate anche dopo pranzo così, come dolcetto finale dopo un Anche, pranzetto? sì, dopo una mezz'oretta Hai capito, Don Domè? pasto. Come fine pasto che si fanno i signori sardi? E anche come merenda potrebbe andare, no? Voi lo proporreste in convento una pietanza del genere? Certo. Quindi tutte le sere dopo cena una seadas? Che sì, comunque sì. è fatta con ingredienti naturali. Oppure a metà pomeriggio, no? Per esempio. Come merenda. Metto qua. Allora, aspetti signora, prendo subito un piattino perché io vorrei far vedere come si condisce adesso la seadas. Ah, va messa Ecco, allora facciamo la così. pentola col miele Sì. sul fuoco. Ah, quindi bisogna mettere il miele sul fuoco Sì. e poi... E poi mettere dentro la seada. Quindi il miele va messo direttamente nella pentola? Sì. Ecco qua. Don Domenico, accendete subito. Questo? Sì. Ecco qua. Ecco, quindi allora si mette il miele a scaldare un pochino, dopodiché quando è già caldo Sì, ci si sì, tuffa la seadas ci si tuffa la dentro, seadas. si fa ben amalgamare e Sì. si serve. Ah, quindi cioè, Sì. è una delizia, signore. Io direi, anche se il miele non è ancora proprio pronto, questa lasciamola stare perché poi continueremo a friggerla dopo. Le nostre signore a casa adesso si staranno divertendo a friggere anche loro con noi. Noi facciamo vedere come viene il risultato finito. Quindi il miele deve scaldare ancora un po' di più. Tuffo? Sì. Ecco qui. Poi la giriamo, signora, per farla Dopo impregnare si bene. gira, sì, dopo si gira. Vabbè, noi facciamola vedere un po' subito, così, quindi va scaldato ancora un po'. Dopo quanto tempo si toglie? Si toglie quando è ben... Ecco, allora, fate conto che doveva stare ancora un po' nel miele questa seadas, ma il risultato finale è questo. Guardate che meraviglia e soprattutto che bontà, signora?
Sì. Signora, io la ringrazio davvero tanto perché vado pazza per le seadas, quindi mi ha insegnato come si fanno, le farò anche io stasera a casa, sono sicura che le farete anche voi. Don Domenico le farà per i suoi confratelli, sono sicura, vero? Certamente. E magari se ve ne avanza qualcuna la portate anche a noi domani. Sicuramente. È una promessa? Bene, signora Mariangela, grazie infinite per questa squisita ricetta. Don Domenico, Grazie a voi. Grazie. Salutate i nostri a lei. telespettatori. Non sapete cosa perdervi, cosa vi perdete con questa seada, è vero Mariangela? Sì. Ma le faranno anche loro con questa ricetta squisita. Grazie a tutti e alla prossima ricetta. Arrivederci.